dell'Associazione Udinese Club SGN di San Giovanni a Natisone, un gol per la vita, quest'anno posticipata per vari motivi al 2 febbraio. Come sempre grande successo, grande risultato e soprattutto si lavora già per il 2024, anno in corso, non è così? Sì, stiamo lavorando, stiamo cercando un'altra associazione da premiare, un'altra persona da poter dare questa targa di un gol per la vita e stiamo facendo anche delle lotterie di qualsiasi genere. Adesso abbiamo l'uovo di Pasqua, sempre per prendere un po' di soldi per dare in beneficenza. Ecco, lo scopo è proprio la beneficenza. Sì, per noi è la beneficenza. L'abbiamo sempre fatto e penso che continueremo sempre a farlo. Ecco, anche quest'anno abbiamo visto, insomma, il premio è andato comunque in zona a una persona che si sta impegnando nella sua impresa, ma soprattutto anche a livello locale e per il sociale. Sì, perché si sta per le api, no? Perché è un'apicoltrice che si sta battendo contro il clima, contro i pesticidi, perché stiamo vedendo che anche le api stanno morendo, no? Certo. Maurizio, invece tu sei quello che lavora dietro le quinte, quello che deve andare, come si dice, a suonare i campanelli per far sì che la serata abbia inizio e vada a buon fine. Sì, certo. Io adesso sono quello che ha, diciamo così, fra virgolette, più tempo, quindi mi dedico, e anche perché sono abbastanza pignolo su certe cose, mi dedico a cercare a scovar fuori le persone che meritano essere premiate o l'associazione che merita di essere aiutata, e tutto questo fa modo di creare una serata benefica. Poi ricordiamo anche tutti i cantanti che hanno partecipato alla serata, sono con noi fissi già da parecchi anni e qualcuno viene anche da lontano. Però non vorrei dimenticare nessuno, quindi metto solo in evidenza i cantanti. E stasera abbiamo anche avuto il gruppo dei cosplayers, Bazinga Eventi di Monfalcone. Per noi è stata una prima novità, una prima dimostrazione assoluta nelle nostre serate, ma siamo stati molto soddisfatti perché abbiamo scoperto questo mondo a cui partecipano parecchie persone. Persone normali che si travestano da personaggi dei cartoni animati oppure personaggi di film famosi, e quindi ci danno questa allegria e spensieratezza nel vedere personaggi così a portata di mano. E allora, per concludere, si lavora già, come detto, per la prossima edizione che si terrà il prossimo dicembre, poco prima di Natale. Sì, abbiamo già alcune basi, ma dobbiamo ancora approfondirle, però rimarremo sempre sullo stesso discorso, nel senso ci sarà una persona, un'associazione che verrà premiata e naturalmente o una persona o un'associazione a cui noi daremo una somma di denaro, Auguri e buon aiutarli. Grazie. Certo. Sì. E alla prossima. Grazie a tutti. Salute. Grazie mille.